Ciao, mi sto dando alla mia sistemazione. Adesso sto facendo questa e la adoro perché i pori sono visibilmente più chiusi dopo averla utilizzata. La pelle si è già asciugata, devo far veloce. Praticamente si deve detergere la pelle, cioè io prima lavo la pelle, lavo il viso, così è bello pulito. Poi dopo si lascia il viso bagnato, la pelle bagnata, e in pratica si massaggia questo prodotto per circa un minuto, magari insistendo su queste zone che sono quelle peggiori, queste due e questa. Dopo si va a risciacquare e la pelle è, a parte liscia, veramente liscia, però i pori sono visibilmente più chiusi. Ve lo dice una che ha dei crateri al posto dei pori, ecco. Quindi sto aspettando che arrivi Franz, ma quest'oggi ho da fare il tampone e intanto mi lavo e mi sistemo perché è pranzo e devo ancora lavarmi, e allora ho detto aspetta che vado in bagno adesso che Franz non è ancora arrivato e partirò alle 2 più o meno da casa. Basta, adesso vado a risciacquare e poi metto la crema. Come crema viso io sto utilizzando questa che è dell'Eurospin. Il problema di questo barattolino è che la crema non esce del tutto e infatti ce n'è ancora tantissima dentro, dovrò tagliare il barattolino perché io ho provato facendo così, però non esce più. Non è malaccio questa. Vi dirò che la pelle non risulta secca dopo l'applicazione, quindi per me è buona come crema. Non mi dispiace per niente. Oggi c'è un tempaccio. Vento, pioggia, non lo so, si sta inverdendo, sta prendendo colore l'erba finalmente. Dal video sembra più brutta, in realtà è più verde. Non si vede tanto dal video. Comunque, guardate quanto polline. Beh, quello è da buttare, non guardate. Polline. Questo poggiolo è pieno di polline, i vetri sono pieni, tutto pieno di polline. Ci sono, ecco, ci sono 11 gradi, eh. Adesso io mangio. Oggi ho fatto la pasta col pesto. Mangio e nel frattempo arriverà Franz e nel suo posto. Vi prometto che faremo insieme questa cosa qui dei cristalli, il crystal kit, ve lo prometto. Vi giuro che lo facciamo insieme in un video. Comunque i capelli, cioè guardate la coda più o meno alta, non è proprio altissima, ma sono lunghissimi. Io sono sconvolta. Adesso questo brufolo qua mi ha lasciato la macchia. Questo non è un brufolo, ma è proprio una macchia che ho da tantissimo tempo. Adesso mangio, ho il fiatone. Mamma mia, è solo per parlare e camminare insieme, cioè è assurdo. E camminare in casa, mica di fuori. Vabbè, comunque è molto probabile che anche questo tampone risulti negativo. E se dovesse risultare negativo anche questo, io tornerò a lavorare. Perché non posso stare a casa ancora, cioè tutto sommato adesso sto molto meglio, sono ancora stanca, ancora abbastanza fiacca, però tutto sommato sto bene, a parte queste linee stupide, penso tornerò a lavorare. E devo sentire prima il medico e tutto, però e l'azienda, però insomma penso tornerò al lavoro, assolutamente, perché ormai è tanto tempo che sono a casa. In ogni caso, boh, vi terrò comunque aggiornati sempre con questi vlog, staremo a vedere. Ricordatevi che questi vlog vengono mandati online tipo una settimana dopo rispetto a quando sono stati registrati, quindi ricordatevi questo. Tampone fatto. Che fastidio questa volta. Hanno cambiato il tampone, il tipo di cotton fioc, mettiamola così, dai, chiamiamolo così. Hanno cambiato tipologia. Dà un fastidio questo, però probabilmente più
raccoglie meglio il muco. E infatti sia in gola, in bocca, sia nel naso mi ha dato, ho un prurito al naso tremendo. E cioè, mamma mia, è una cosa fastidiosissima. Quello di prima no, ma questo tampone qui è una cosa fastidiosissima. Tra l'altro avevo sbagliato anche strada per venire qua al parto Covid. Ho sbagliato strada, sono andata in un parcheggio. Mi ero persa sta stradina, perché è una stradina che tu non vedi. Se sei un attimo solo a pensiero, non la vedi. E boh, adesso vado a casa. Ah, che... Non avete idea di che prurito ho nel naso. Eccomi a casa, non vedo l'ora di andare a fare la merenda. Sono stanca, a guidare, madonna. Se già mi stancavo prima, adesso mi stanco ancora di più a guidare. Comunque adesso posso anche quasi togliere la mascherina. Ma fino a che vado in casa non la tolgo. E niente, adesso vado. Strano che adesso non si appannino gli occhiali. È un po', ma pochissimo. Ho trovato questo sistema che almeno la mascherina sta giusta sulla mia faccia, perché sennò è troppo grande, mi taglia proprio qui, come un po' a tutti. E con questo sistema invece copre giusto il naso, bocca, e io che ho la faccia piccola, diciamo, mi copre giusto quello che serve e basta. Lì ho un cestino. Pensate che quel cestino, che era una volta nel bagagliaio, è in questa macchina dal 21 di marzo. Ecco, dal 21 marzo, devo ancora lavarlo. È per i gatti. L'ho recuperato per i gatti, ma devo ancora portarlo in casa e lavarlo. E ho accorciato finalmente le unghie. Prima di andare via ho fatto questo lavoro perché erano davvero troppo lunghe. Ho detto, prima che si spezzino e che si rovinino, le ho accorciate. Così adesso posso mettere un po' di smalto colorato di nuovo. Però non metterò l'azzurro non mi piace tanto. Penso metterò un rosa o qualcos'altro. Va bene, dai. Noi ci rivediamo forse domani, perché adesso sono stanchina. E vado a fare la merendina. Ho fatto anche la rima. Sta dando alla testa stare a casa, Allora, sono le 11:20. Oggi mi sono messa a pulire casa. In realtà ho spolverato e adesso, siete storti anche, non importa, mi sono messa a controllare le scarpe da buttare. Sto valutando cosa c'è da tenere. Tipo ad esempio queste qua invernali, anche le ho tanto usate, però devo lavarle. E ditemi voi se conoscete un sito dove posso trovare una scarpiera tipo quella che ho lì in pino, legno di pino. Non voglio scarpiere tipo questa qua che è finto legno, no. Ne vorrei una colore della casa, quindi così, legno di pino. E ho male alle gambe a stare giù. E niente, sto facendo questo lavoro, quindi sto buttando scarpe. Perché è vero, le scarpe dei cinesi sono belle, però a una certa si rompono. Per forza, la qualità è quella. Ad esempio queste qua sono bellissime. Si possono reincollare, sì, però sinceramente si stanno scollando anche qua. Prendono un po' d'acqua, iniziano a scollarsi un po' ovunque, poi sono proprio rovinate. Queste le ho usate veramente tantissimo come scarpine. Sono comode anche in questa stagione qua, che è una via di mezzo. Sono veramente molto comode. E queste, se le trovo, le riprendo. Le avevo prese su Wish. Veramente belle, con questo pelo, le orecchiette, un po' così, un po' da teenager, diciamo. Però sono belline. Queste le butto. Queste le ho usate forse una volta quest'inverno, ce le ho da diversi anni, però vedo che non le utilizzo e le butto perché intanto hanno una suola che fa schifo, cioè dura come cemento, liscia, completa, piatta, non mi piace, e poi comunque non sono neanche poi così comode, ecco. Arriverà il momento di buttare anche i miei scarponi, perché sono abbastanza secchi. Va bene, finché non trovo uno scarpone che mi vada bene per i miei piedi, e che è molto difficile. Vabbè, queste le tengo perché le uso sempre quando esco.
sono simil Nike, che queste le avevo prese da Wish e le uso, praticamente uso queste adesso quando esco. Ecco, queste qua non sono né comode né scomode, e sono cinesi anche queste, quindi insomma il loro valore è minimo, anche se dovessi buttarle, però insomma così. Poi ho anche questi stivaletti che però non so se tenere, perché ho visto che non li uso praticamente mai, cioè li uso ogni tanto, però per guidare sono scomoda e quindi siccome guido sempre io, perché mi muovo sempre da sola, non li uso perché io guidare con questi affari qua non ce la faccio. Però intanto li tengo, chiaramente, poi dopo decido. Delle scarpe che vorrei buttare sono queste. Mi piacciono perché io adoro le scarpe fatte così, però sono scomode in punta perché tocca troppo il piede. Quindi sono piena di dolori, ragazzi. Però la cosa positiva è che non sono dimagrita ulteriormente, quindi forse mi sto riprendendo, sì. Forse ce la sto facendo ad uscirne e non si saprà mai che cosa ho avuto. Vabbè. Queste qua sì, sono scomode in punta perché tocco proprio... non so se tenerle. Le tengo ancora un po' per capire se tenerle veramente o buttarle. E basta, il resto è tutta roba che uso. Ho le mie sportiva qua e basta. Le mie Nike, che anche queste sono diventate scomodine, Poi mi danno sempre il problema qua dietro, mi irritano sempre tantissimo, però queste qua al momento le tengo, sono tutte rovinate, ormai hanno un po' di anni, sono veramente rovinate, guardate qua che brutte. Una volta erano bianche, erano tutte belle, linde, perfette, adesso anche lavandole si sono rovinate proprio anche qua, guardate qua come si è rovinata. Sì, sono veramente... belle le Air Max, però si rovinano subito, mamma mia. E costano tanto e si rovinano subito. E sto facendo questo lavoro oggi. Ecco.